Uomo semplice ma un intellettuale complesso, narratore e saggista, poeta e giornalista, politico, critico d'arte e insegnante di italiano. Leonardo Sciascia è una di quelle figure esemplari del secondo Novecento. Esordisce con libri dedicati alla sua Sicilia, a Ragalpetra, cittadina dietro cui si nasconde la sua natale Racalmuto, in provincia di Agrigento, cui è sempre tornato. Sciascia, nato nel 1921, consegue il diploma magistrale nel 1941 e lavora al Consorzio Agrario a Racalmuto, conoscendo la realtà contadina, la società siciliana delle campagne, fino al 1949, quando diviene maestro elementare. Come scrittore debutta nel 1950 con un volume di poesie, recensito da Pasolini. Il suo impegno attivo in politica lo vede eletto consigliere comunale a Palermo nel 1975 per il Partito Comunista Italiano, con dimissioni 2 anni dopo per accettare nel 1969 la candidatura nelle liste del Partito Radicale alla Camera e infine le sue simpatie per il Partito Socialista. Uomo irrequieto, insomma, sempre alla ricerca di qualcosa che gli sembrasse più consono e meno allineato per inseguire il proprio bisogno di non appartenenza. Sciascia iniziò a scrivere di mafia quando la mafia ufficialmente ancora non esisteva. Nel 1987 scrisse un celebre articolo contro i professionisti dell'antimafia che gli procurò isolamento e critiche aspre da tutto il mondo della cultura e della politica di sinistra, con tali contraccolpi che finì per lasciare il Corriere e andare a collaborare con La Stampa. Auguri oggi a Sciascia che compie 100 anni.